Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Aumenta il bilancio dei danni del ciclone Harry in Sicilia, domani il Consiglio dei Ministri dichiarerà lo stato di emergenza nazionale, i sindaci hanno già avviato i lavori di pulizia straordinaria, c'è da ripristinare gli approdi nelle isole minori e bonificare i porticcioli devastati dalle ondate. Tra i balneari cresce la preoccupazione, la stagione estiva potrebbe essere già compromessa dai danni causati dal maltempo, chiedono sostegni economici e meno burocrazia. Oggi visita del Presidente del Senato Ignazio La Russa nelle comunità della fascia ionica che hanno subito i danni. Fondi e celerità degli interventi le priorità. A Giardini Naxos vi racconteremo la storia della Nike, la scultura che ha resistito alla violenza del ciclone. Banda del bancomat ancora in azione nel siracusano, questa volta a Sortino. Il colpo è sfumato e il bottino è rimasto sul posto grazie all'intervento dei fruitori di un pub vicino. In Sicilia si ragiona sulla destagionalizzazione scolastica dopo le parole della ministra Daniela Santanchè che propone di rivoluzionare il calendario delle lezioni per favorire il turismo tutto l'anno. Calcio, il Palermo si allontana dal vertice della classifica di Serie B, solo 0-0 dei rosanero a Mantova. In Serie C invece il Catania oggi sarà in campo contro il Cosenza per mantenere il primo posto in classifica, Trapani in trasferta a Caserta, Siracusa invece sconfitto anche a Benevento. Buongiorno, è ancora in apertura del nostro telegiornale il bilancio dei danni del ciclone Harry che ha colpito la Sicilia in settimana, continua a crescere questa conta dei danni, domani ci sarà il Consiglio dei Ministri che dichiarerà lo stato di emergenza nazionale, intanto partono i lavori per ripristinare gli approdi nelle isole minori e per bonificare i porticcioli devastati dalle onde. Il servizio di Manlio Viola. Prima un vertice in prefettura per organizzare la catena di comando e imporre regole che rendano rapidi gli interventi. Poi a Roma per partecipare al Consiglio dei Ministri che dichiarerà lo stato di emergenza nazionale per i danni del ciclone Harry. Sono gli impegni già annunciati dal Presidente della Regione Renato Schifani che nei giorni scorsi ha visitato i comuni maggiormente danneggiati. Bisogna pensare all'emergenza ma anche guardare alla fase immediatamente successiva, quella della ricostruzione. La conta dei danni continua a crescere e a presentare altra devastazione nei territori. Si è ormai superato il miliardo di euro. Oltre ai soldi stanziati dalla Regione e a quelli che arriveranno dalla Protezione Civile Nazionale, si pensa già ad altre fonti di finanziamento. L'eurodeputato leghista Raffaele Stancanelli ha scritto alla Commissione Europea chiedendo di attivare il Fondo di solidarietà, ma anche di predisporre risorse europee straordinarie dedicate a questa catastrofe. L'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Ruggero Razza, ieri a Il Punto ha snocciolato i possibili interventi. Ci sono alcuni strumenti, uno è il meccanismo europeo di solidarietà che prevede un intervento dell'Unione Europea quando i danni raggiungono almeno l'1,5% del PIL del territorio interessato dalla calamità, poi c'è la revisione di metà termine dei fondi di sviluppo e coesione che ha consentito di poter intervenire e questo è uno strumento già attivabile immediatamente, c'è poi il tema dell'utilizzo del fondo di sviluppo e coesione che ha messo a disposizione lo Stato, come è accaduto, faccio l'esempio di un altro caso di ricostruzione dopo il sisma del centro Italia. Intanto domattina partono i lavori per ripristinare l'approdo di Scauri nell'isola di Stromboli, attualmente isolata perché la nave non può attraccare per i danni alle passerelle. A Ustica si stanno installando i nuovi parabordi in uno dei porti mentre il secondo è stato interdetto all'attracco. Sempre domani inizia da parte dell'autorità portuale della Sicilia occidentale la bonifica del porticciolo dell'Acqua Santa, devastato dalle onde con parte della diga foranea crollata per la forza del mare e imbarcazioni affondate. La priorità in queste ore è la messa in sicurezza del territorio e il ripristino di collegamenti e viabilità. Il maltempo, come avete visto, non ha risparmiato neanche le spiagge, ha spazzato via alcuni stabilimenti balneari e proprio i gestori adesso chiedono sostegni economici e meno burocrazia. Sullo sfondo, a peggiorare le cose, c'è la questione delle concessioni demaniali. Il servizio di Emanuela Corsi.
La devastante mareggiata che ha colpito la Sicilia ha distrutto centinaia di chilometri di litorale, con gravi danni alle strutture balneari della costa orientale. Dal messinese al siracusano diversi lidi sono stati spazzati via dalla furia del mare. Gli imprenditori del settore, in ginocchio, oggi esprimono tutta la loro preoccupazione per le attività in vista della prossima stagione. I balneari si rivolgono al governo chiedendo aiuti veloci e concreti. Quello che noi chiediamo è una sburocratizzazione che ci consenta di mettere subito mani ai lavori per poter arrivare alla stagione balneare. Ci si arriverà, ma dipende proprio da quanto si sburocratizzerà, e quello che gioverebbe è anche un sostegno economico, uno start, perché non si tratta di lavori ordinari, ma di lavori che sono decisamente impegnativi. La questione dei balneari si inserisce in un quadro già complesso e incerto, legato all'assegnazione delle concessioni tramite gare pubbliche, come impone la direttiva Bolkestein della Commissione europea. Il nostro Paese, dopo anni di proroghe, avvierà le gare entro giugno 2027. Gli attuali concessionari, pesantemente danneggiati dal maltempo, come potranno sostenere le spese della ricostruzione alla luce di questa incertezza sul loro futuro? Al netto dei soldi che può dare il governo nazionale o il governo regionale, questi signori cosa faranno? Investiranno ancora, sapendo che domani mattina probabilmente, vista e considerata la Bolkestein, possibilmente dovranno ritornare le chiavi o non lo dovranno fare? Su una cosa sono tutti d'accordo: bisogna fare in fretta per potersi rialzare il prima possibile. E oggi visita istituzionale del presidente Ignazio La Russa, presidente del Senato, nelle zone colpite dal maltempo. Da Taormina Letojanni fino ad Aci Castello e poi Catania, La Russa ha sottolineato la necessità di fare presto. Il servizio di Francesco Triolo. I tempi ma anche le risorse. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha visitato questa mattina i luoghi del disastro sulla zona ionica. Mazzeo, Taormina, Letojanni, ha visto di persona i danni che il ciclone Harry ha causato con la sua furia e quelli che rischia di provocare nei prossimi mesi all'industria del turismo, di uno dei comprensori a più alta attrattività della Sicilia e del paese. Servono i fondi, serve averli con urgenza, ha detto ai cronisti durante il suo sopralluogo guidato dai sindaci dei comuni e dal presidente dell'Ars Galvagno. Ancora di più. Ancora peggio. Santa Teresa di tutta così, tutta, in un'arteria a doppia corsia, Furci e molte altre zone. La barriera. Oltre il problema stradale c'è il problema delle condutture. No, mi diceva la dottoressa che il vero primo problema è quello delle condutture, perché se roviniamo anche il mare poi alla fine il danno diventa doppio. Dopo Letojanni, prima tappa della visita, La Russa si è spostato a Mazzeo. C'era il prefetto di Messina, c'era il sindaco di Taormina Cateno De Luca, che ha sottolineato al presidente del Senato la necessità e l'opportunità che i sindaci dei diversi comuni siano indicati come commissari straordinari dell'emergenza per accelerare la ricostruzione. L'ultima visita ad Aci Castello è la conferma che bisogna fare presto perché l'estate sta arrivando. Poi una battuta su chi ha tirato in ballo il ponte sullo stretto. È un approccio quasi ideologico da non mettere in discussione qui e adesso. Il presidente La Russa si è fermato anche ad Aci Trezza per un sopralluogo proprio nel paesino dei pescatori in provincia di Catania. Da Aci Trezza un monito a tutto il paese: non trascurate questo dramma, ha detto il presidente del Senato. Sentiamolo in questo contributo. Forse ci sarebbe bisogno che i media televisivi e cartacei e online si occupassero con maggiore intensità di quello che sta avvenendo. Quindi il mio è un cortese, non è un rimprovero, è un cortese invito a non trascurare il dramma che stanno vivendo le istituzioni, qui i cittadini, i commercianti, gli operatori turistici, è qualcosa di grande. Farei partire, e non voglio farlo io, ma sono a disposizione, perché in altri casi è stato fatto una grande raccolta di solidarietà, anche di risorse, con l'aiuto delle televisioni, con l'aiuto dei giornali. Non è ancora partita, spero che questo mio appello, se no la facciamo partire come forze politiche tutte, maggioranza e opposizione, sono sicuro che sarebbero d'accordo, del Senato, ma spero che lo facciano i media a cui potermi accodare.
A Giardini Naxos c'è una scultura che è diventata simbolo di resistenza. La Nike dello scultore catanese Carmelo Mendola ha resistito alla tempesta, ha resistito alle onde e al ciclone Harry. Vi raccontiamo questa storia con Tonino De Mana. Ha resistito alla furia del mare in tempesta e del vento, è rimasta in piedi tra le onde che divoravano il litorale. Foto, video e post hanno fatto il giro del mondo e la Nike è diventata il simbolo di speranza e resilienza. Si erge spavalda su quel che resta del lungomare di Giardini, sì, proprio quello spazzato dal ciclone Harry. La furia del vento l'ha trapassata ma non distrutta, forse per la mirabile trama in metallo. Quello che vedete è il bozzetto originale che si trova nella Galleria Mendola a Catania. È fiera ed emozionata Renata Zappalà, nipote di Carmelo Mendola, lo scultore catanese morto nel 1976 ed autore della Nike, posata ed inaugurata alla fine degli anni 60 nella baia di Naxos. L'importanza di un'opera pubblica è proprio quella di poter trasmettere dei valori, delle suggestioni. A giudicare dalle immagini che abbiamo visto, suo nonno Carmelo Mendola cosa penserà? Sarà stato orgoglioso di poter aver dato a quest'opera un'anima. Il prossimo 5 febbraio, giorno di Sant'Agata, ricorre il 50° anniversario della morte di suo nonno. Forse questo è stato il regalo più bello. Per noi parenti, per noi famiglia, ci restituisce la conferma che lui ha lasciato veramente un'impronta importante per il territorio siciliano. Ha programmato una passeggiatina a Giardini per vedere la Nike intatta adesso? Già fatto, già sono stata, è stato il primo pensiero dopo il disastro. Adesso bisognerà tutelare l'opera che, suo malgrado, è diventata il simbolo di tutti, non solo di Giardini Naxos. È una sorta di brand involontario, nato da una situazione catastrofica, ma come sempre i siciliani fanno, dobbiamo cercare di recuperare dalla dimensione negativa una proiezione positiva. La Lata Dea ha vinto ancora. Ha acceso da subito i riflettori, la ribalta nazionale su questa vicenda, sul maltempo in Sicilia, sull'ondata del ciclone Harry in Sicilia, è stato lo showman Rosario Fiorello, che ora viene proposto da Cateno De Luca come sindaco emerito dei siciliani, dopo le parole usate appunto durante la sua trasmissione su Radio 2, il servizio di Orazio Longo. La risposta di De Luca non si è fatta attendere. Caro Rosario, ti ringrazio per aver rilanciato il nostro pensiero. Lo sai che ti dico? Questa fascia la meriti tu. Tieni da parte nostra e di tutti i sindaci che oggi ti ringraziano per aver dato voce al nostro disagio, ma soprattutto comunque anche alla nostra resilienza. Un video che Fiorello non ha mancato di inserire nei post pubblicati sul suo social e che ha già solleticato la fantasia di molti, e chissà che anche la politica non ci faccia un pensierino. Adesso parliamo di una frana nella Valle dei Templi, è crollata una porzione della collina nel parco archeologico, è scattato l'allarme sicurezza, ci racconta tutto Davide Sardo. Crollo nella Valle dei Templi. Una porzione di collina si stacca all'interno del parco archeologico facendo scattare l'allarme sicurezza. Il cedimento ha interessato una vasta porzione di calcarenite nella zona di Case e Fiandaca all'interno del parco della Valle dei Templi. A segnalare l'episodio è stata l'associazione ambientalista Mare Amico, che chiede verifiche immediate e interventi di monitoraggio vista l'importanza storica e culturale dell'area. Immediata la reazione del parco archeologico. Tecnici ed esperti hanno effettuato un sopralluogo congiunto accertando che il distacco dei massi si è fermato e che il crollo è avvenuto in una zona chiusa al pubblico distante centinaia di metri dalle aree monumentali e dal Tempio di Giunone. Secondo quanto comunicato, non ci sono rischi per l'incolumità pubblica né per il patrimonio archeologico. La frattura che ha provocato il cedimento era nota da anni e in passato erano stati eseguiti interventi di protezione della strada sottostante.
Una nave, anzi un barchino, scusate, è stato soccorso la notte scorsa dalla nave Sea-Watch 5, c'erano a bordo 18 migranti, il barchino era in difficoltà in zona SAR libica, tra loro vi sono 2 bambini piccoli, il porto sicuro assegnato è quella di Catania dove i migranti arriveranno domani. Malviventi invece ancora in azione nel Siracusano, questa volta a essere preso di mira un bancomat di Sortino, ma la banda è stata messa in fuga dai fruitori di un locale pub, quindi, che era là vicino. Sul posto è stato lasciato il bottino, il servizio di Francesco Aloi. Stamattina mi sono svegliato e alle 3 hanno messo lì una bomba nel bancomat. L'allarme sicurezza nel Siracusano non si ferma. Dopo Palazzolo Acreide e Buccheri è stato preso di mira questo bancomat a Sortino, ma i soldi sono rimasti qui. La deflagrazione è poco dopo le 3. Siamo in piazza Quattro Canti, la parte centrale di Sortino. I malviventi sarebbero arrivati qui con un SUV scuro. Ad un certo punto, dopo il boato, sono uscite alcune persone da un locale e loro sono fuggiti. Ma quella telecamera lì in fondo potrebbe aver ripreso la scena, adesso al vaglio dei carabinieri. C'erano persone comunque sedute ai tavoli che si sono spaventati perché si sono sentite proprio alle sedie che si sono qua, i bicchieri, comunque insomma noi pensavamo fosse una macchina, comunque tutto tranne questo. La banda quindi non aveva fatto i conti con la movida del sabato sera, che qui, anche se il comune è piccolo, c'è. Così sono fuggiti via in controsenso su questa strada. Se queste cose capitano anche al centro storico diventa un problema, vuol dire che c'è tanto... c'è delinquenza. Se avvengono queste cose è meglio più controlli. Nelle ultime settimane diversi tavoli in prefettura, intensificati anche i controlli nella zona montana, ma a quanto pare questo non spaventa i malviventi. Recentemente abbiamo avuto aggiudicato un bando per la videosorveglianza per l'intensificazione, ma sicuramente la presenza delle forze dell'ordine è un ottimo deterrente. Operazione di polizia nel quartiere di San Giovanni Calermo a Catania, sequestrati oltre 2,5 kg di droga tra cocaina, hashish e marijuana. La droga era nascosta in buste lasciate in spazi condominiali comuni. Poi in un altro caso gli spacciatori hanno creato un bunker con porte blindate e sistemi di protezione e inoltre i cani antiesplosivo Ugo, Maia e Orso, si chiamano così i 3 cani della polizia, hanno scovato in una nicchia scavata in un muro 2 caricatori e 44 cartucce di una calibro 7,65. Accertati anche durante i controlli 25 allacci abusivi alla rete idrica e 15 alla rete elettrica. Adesso parliamo della destagionalizzazione scolastica, perché le parole della ministra del turismo Daniela Santanchè fanno discutere su come poter rivoluzionare il calendario scolastico per poter fruire per più tempo del turismo anche in Sicilia. Il servizio di Marco Gullà. Destagionalizzazione, una parola che ormai fa parte del vocabolario turistico, una strategia economica e di marketing volta a ridurre la dipendenza dai picchi stagionali, distribuendo la domanda su tutto l'anno. Quindi immaginiamo una Sicilia attrattiva a livello turistico anche nei mesi invernali come gennaio, febbraio e marzo. E per farlo la ministra del turismo Daniela Santanchè ha anche proposto di rivoluzionare il calendario scolastico, spiegando che la distribuzione attuale delle vacanze non agevola il turismo interno. La concentrazione stagionale genera affollamenti e limita le possibilità per le famiglie di viaggiare in periodi diversi dall'alta stagione. Quindi pause scolastiche non solo a Pasqua e Natale, ma distribuite nel corso dell'anno e parallelamente permettere alle famiglie di viaggiare in diversi periodi delle stagioni. Anche Assoimpresa in Sicilia da anni lavora su questo tema ed ecco cosa propone per avvicinare l'isola alla destagionalizzazione e permettere una spalmatura dei flussi turistici. Bisognerebbe far incontrare domanda e offerta attraverso la valorizzazione sicuramente del nostro patrimonio artistico e monumentale, quindi sostanzialmente metterlo a reddito
e poi pensare per delle infrastrutture, per esempio come dei centri congressi, e quindi aumentare quello che è il turismo congressuale, e inoltre c'è l'attività legata agli eventi culturali e non, che si potrebbero calendarizzare o farne di nuovi, soprattutto nel periodo appunto che va da novembre a febbraio di ogni anno. Assegnato in Arcivescovado a Catania il premio Sant'Agata, testimone di fede, carità e speranza. Un riconoscimento a chi nel quotidiano incarna i valori cristiani che hanno contraddistinto la vita della santa patrona di Catania, la cui festa è ormai imminente. Ci racconta in questo servizio chi sono i premiati Adelaide Barbagallo. 3 storie che incarnano i valori cristiani di fede, carità e speranza. Il premio Sant'Agata, istituito dalla diocesi di Catania per valorizzare esempi significativi di testimonianza cristiana ispirati alla vita e al martirio della santa patrona, quest'anno va ai genitori di Gioele, un giovane che con fede incrollabile ha vissuto il tumore che lo ha portato alla morte. Gioele aveva un cuore di letizia nonostante il quinziano di turno, che per lui è stato un tumore devastante alle ossa, bruciava come carbone e denti di Agata, e lui ha testimoniato: il mio spirito è felicissimo perché cerco il Signore. Gioele se n'è andato cantando l'Alleluia. Premiata anche Marica Zizzo, sopravvissuta all'aggressione del padre che per vendetta contro la moglie accoltellò i figli, riuscendo ad uccidere la piccola Laura. La speranza in questo caso per me, dopo tanti anni di dolore, di sofferenza, rappresenta una rinascita. Per la carità il premio va a Susanna Pennisi, volontaria Caritas. Dare un conforto, oltre al pasto si dà un sorriso, si dà un conforto e si dà famiglia. Presidente del comitato premio Sant'Agata, Fede, Carità e Speranza, Carmela Librizzi, già prefetto di Catania. Vogliamo creare un'onda lunga del bene, far sì che le componenti della nostra comunità facciano emergere quelle storie nascoste in cui i fatti parlano prima delle parole. La cerimonia rappresenta un momento di alto valore pastorale, afferma l'arcivescovo di Catania. E sempre a Catania, grande festa al MAS, mercato agroalimentare siciliano, per l'arrivo della Candelora dei Pescivendoli, accompagnata dalla musica di Battisti, in questo caso il momento della svelata della corona floreale con i colori sgargianti del rosso, blu e bianco, poi il suono della banda, il lancio delle caramelle di fattura ottocentesca in stile rococò. Viene definita la bersagliera questa Candelora per il suo portamento con la classica annacata che gli amanti della festa di Sant'Agata ormai conoscono. Gli operatori del settore, intere famiglie si sono riunite come da tradizione per un momento gioioso di comunità. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, rientreremo subito dopo con una pagina ampia di sport, di calcio. Ancora bentrovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia. Apriamo la pagina dello sport, cominciamo con la Serie B, con il Palermo che porta a casa solo 1-0-0 dal campo del Modena al Braglia. Ai rosanero viene annullato un gol di Palumbo e i rosanero si allontanano così dalla zona promozione diretta. Il servizio di Marco Gullà. Il Palermo torna dal Braglia di Modena con un solo punto in tasca. I rosanero pareggiano 0-0 al termine di una partita particolarmente equilibrata. I risultati delle altre però non aiutano la squadra di Inzaghi, che scivola così a 6 punti dal secondo posto occupato dal Venezia. Occorreva una vittoria alla formazione siciliana, il consueto esame di maturità che anche questa volta vede i rosa rimandati. E dire che il Palermo il gol vittoria lo aveva anche realizzato con Palumbo nella ripresa, annullato per fallo di Giasi sul portiere Cicizola. Riavvolgiamo il nastro, Inzaghi avanza Segre con Palumbo e poi Ampalo, terminale offensivo. Al 14° Santoro sfiora un Eurogol, il siciliano calcia dalla distanza e trova la traversa. Nulla avrebbe potuto Joronen. 11 minuti dopo squillo rosanero con un bel mancino di Ranocchia, Cicizola in angolo con difficoltà. La ripresa inizia senza cambi per entrambi i tecnici. Inzaghi però sposta Gomez al posto di Segre. Al 52° buona chance per il Modena con Mendes. Il portoghese si libera ma da buona posizione non calcia bene, disturbato anche da Pirozzi. Al 69° Palumbo sblocca il match con il classico gol dell'ex. Il numero 5 si ritrova il pallone sul destro a 2 passi dalla porta dopo che Giasi sradica la sfera dalle mani di Cicizola e serve il centrocampista. Il VAR richiama Dionisi che poi annulla.
Inzaghi mette dentro anche Leduaron e Corona, ma la partita non si sblocca, finisce 0-0, occasione sprecata per i rosanero che devono fare qualcosa in più per potersi giocare la promozione diretta. Secondo me abbiamo fatto una partita autorevole, molto autorevole su un campo complicato, un grande secondo tempo dove probabilmente dovevamo dare la stoccata giusta. Non ci siamo riusciti, però insomma venire a Modena, giocare così e soffrire quasi niente a parte un tiro di Gerli, penso sia una grande prestazione a livello difensivo, a livello di convinzione. Questa è la strada giusta. Adesso in Serie C, tra poco alle 14:30 al Massimino Catania in campo contro il Cosenza, dubbio in porta per le condizioni di Dini a centrocampo, invece all'ultimo momento potrebbe giocare Corbari al posto di Di Tacchio. Il servizio di Francesco Triola. C'è una corsa da non fermare, c'è un 4-1, quello dell'andata da vendicare. Contro il Cosenza il Catania non può sbagliare se vuole continuare a viaggiare in testa alla classifica. È un campionato in cui non puoi concederti pause. Le ultime parlano di un ballottaggio tra i pali che verrà deciso davvero nello spogliatoio in base alle condizioni fisiche di Dini. Peters comunque è pronto all'esordio. In difesa con Allegretto e Celli giocherà uno tra Carnelutti e Miceli, più probabile l'ex del Monopoli. A centrocampo saranno Casasola e Donnarumma ad occupare le corsie esterne, con Di Tacchio che non sta bene e quindi potrebbe giocare Corbari, e Quaini al centro. Dietro la punta avanzata, forte favorito, ma c'è sempre Caturano, potrebbero ripresentarsi Lunetto, Bruzzaniti e Jimenez, ma anche qui la sorpresa può essere l'impiego di Rolfini. Insomma, sono tante le opzioni per Mimmo Toscano. Cosenza senza due uomini chiave come Florenzi a centrocampo e Ferrari in difesa, infortunati e senza l'esterno Ciotti squalificato. In avanti Boucher avrà Beretta come punta centrale sostenuto da Ricciardi ed Emmausso, con l'ipotesi anche di schierare Garritano avanzato dietro le punte che sarebbero in questo caso Beretta e Emmausso. Al Massimino ci sarà la spinta del pubblico, 18.000 gli spettatori previsti. Per chi non sarà sugli spalti c'è diretta stadio su Telecolor che dalle 14 vi terrà compagnia con 3 ore live per raccontare il match e a fine gara le prime dichiarazioni dei protagonisti. Restiamo in Serie C, parliamo del Trapani che oggi sarà in campo al Pinto di Caserta. Siracusa invece sconfitto ieri in trasferta dal Benevento. Il servizio di Sergio Colosi. Per altri granata, quello di oggi sarà il passo d'addio di una stagione tormentata. Trapani in campo a Caserta, ma dopo 9 partenze sono attese altre cessioni. Mister Aronica si inventa un 11 competitivo, dopo la buona risposta sul campo contro il Sorrento. Casertana con l'obiettivo di riscattare il KO di Potenza. Stauschuk, 2 gol in 3 gare, guida l'attacco siciliano. Terza sconfitta consecutiva per il Siracusa e nuovo allarme rosso in classifica, anche in considerazione della futura penalizzazione. Dopo Monopoli e Audace Cerignola, azzurri superati 3-2 dal Benevento come da pronostico. Il risultato lascerebbe intendere una gara equilibrata, che invece lo è stata per 20 minuti, sino al gol di Di Paolo. Poi è venuto fuori il Benevento, che con Tumminello, Maita e Simonetti ha realizzato una tripletta in mezzo tempo. Poker fallito più volte nella ripresa e appuntamento rinviato con la 50ª rete stagionale dei Sanniti, fino al 3-2 di Pacciardi, che ha sfruttato la seconda ingenuità di giornata del portiere Vannucchi, esordio nella ripresa del trequartista Sbaffo. Questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Allora, prima di salutarvi vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo di trascorrere una buona domenica. L'appuntamento con l'informazione di Antenna Sicilia è rinnovato questa sera alle 20. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti.